Buongiorno, benvenuti a tutti. Ci ritroviamo qui oggi per l'incontro annuale di presentazione delle prime valutazioni sull'andamento dell'annata agraria 2023. Come ogni anno Veneto Agricoltura per prima, probabilmente è l'unica regione in Italia che lo fa, presentiamo i dati su come è andata l'annata agraria. I dati che vi presentiamo oggi, le previsioni, sono elaborate dal nostro osservatorio economico agroalimentare, verranno poi confermate, di solito vengono confermate a giugno dall'Istat nel nostro rapporto sullo stato congiunturale. Do la parola al nostro direttore, dottor Nicola Dell'Acqua, che per i saluti iniziali e per la presentazione. Grazie. Allora, intanto grazie della presenza e andiamo subito al nocciolo della questione. Le valutazioni che facciamo da un punto di vista economico per la regione Veneto danno una situazione del settore agricolo, del primario, che è in difficoltà. Allora, parto a dire quello che sta succedendo secondo me in tutta l'Italia. Una cosa che dai dati CREA dobbiamo analizzare è il fatto che da 10 anni a questa parte produciamo meno prodotto. Quindi secondo me il dato da analizzare e il warning da attendere è: stiamo producendo sempre meno. In tutta Italia ci sono poche coltivazioni che hanno aumentato la loro produzione. Sto parlando di quantità, non sto parlando di valore. Produzione è aumentata forse qualcosa nel vino, nell'uva, qualcosa nel latte, ma tutto il resto dei prodotti stanno calando. Quindi questo deve essere da parte di noi addetti del settore, deve essere il warning principale. Poi è chiaro che un aumento di valore di vendita ha fatto sì che, aumentando un pochettino il valore del prodotto, l'agricoltura sia riuscita in qualche modo a contenere queste diminuzioni, però vorrei che fossimo chiari che le manifestazioni di questi giorni sono dovute al fatto che l'aumento dei costi di produzione non è ripagato dall'aumento del valore del bene. Diciamo e continuiamo a dire che questa attività queste manifestazioni devono essere manifestazioni di buon senso, devono evidenziare le problematiche, ma poi la politica e noi tecnici del settore dobbiamo trovare le giuste soluzioni. Per quello che riguarda il Veneto, vedrete dalle prime valutazioni, spero che riusciamo a fornire a tutti questo vademecum, vi prego di osservare l'altro aspetto fondamentale, che gran parte del calo produttivo è causato dagli aspetti climatici. Abbiamo gli eventi estremi, pesanti grandinate, abbiamo la siccità e questi sono l'altro aspetto negativo su cui dobbiamo fare conto. Non entro nello specifico perché spero che ci entrerà l'Alessandra, passo la parola all'Alessandra, restiamo qui anche per eventuali domande e soprattutto anche suggerimenti da parte del settore per cercare di capire se le nostre analisi sono comprese e secondo il vostro parere sono esaustive. Grazie a tutti. Allora, passiamo un attimo all'analisi dei dati, una sintesi vi presento oggi, dopo il dettaglio appunto lo trovate nella pubblicazione che da oggi pomeriggio sarà scaricabile sul nostro sito internet. Qui oggi abbiamo portato un po' di copie e comunque è disponibile anche in cartella stampa una sintesi di questo rapporto. Allora, come è andato? Il valore della produzione agricola nel 2023 è stato di 7,9 miliardi di euro, un aumento del più 2,4%, stiamo parlando in termini di valore, non di produzione, rispetto al 2022.
Settori che sono andati male: le coltivazioni erbacee, meno 1,5%, le coltivazioni legnose, cioè la frutta, le frutticole, olivi, eccetera, siamo a meno 13,3%. Vedremo dopo, appunto, le coltivazioni legnose hanno risentito molto delle gelate primaverili, settore già molto diciamo in crisi, la frutticoltura veneta. Diciamo che le gelate degli ultimi anni non hanno di certo favorito il comparto. Siamo appunto a una diminuzione di produzione, del valore della produzione, nonostante l'aumento dei prezzi, proprio perché la produzione è diminuita molto più che l'aumento dei prezzi. Bene i prodotti degli allevamenti, qui mi riferisco soprattutto alla produzione avicola e di tacchini, che quest'anno ha avuto un forte incremento produttivo, mentre male sono andati altri comparti, poi li vedremo. E positivo anche i servizi annessi di supporto all'agricoltura, tutte quindi le attività connesse, agriturismi eccetera, che hanno segnato un andamento positivo del più 5%. Dal lato delle imprese, confronto terzo trimestre 22 e terzo trimestre 23, abbiamo circa 59.000 imprese agricole in Veneto, in calo dell'1,8%, quindi continua il trend di calo degli ultimi anni, che riguarda soprattutto le aziende piccole, piccolissime, e una riduzione comunque più contenuta rispetto al dato a livello nazionale, che è del meno 2,8%. Infatti continuano sempre di più a diminuire le ditte individuali, attualmente sono 46.100, che hanno segnato un trend del meno 2,6%, ma rappresentano ancora quasi l'80% delle imprese complessive agricole venete, però sono in aumento le società di capitali e le società di persone, soprattutto le società di capitali più 7,3%, indice di strutturazione dell'impresa agricola. Per quanto riguarda gli occupati, in Veneto abbiamo avuto nei primi 9 mesi 63.250 occupati, secondo i dati Istat, in calo del meno 5,6% rispetto all'anno precedente. Per quanto riguarda la bilancia commerciale, il dato anche quest'anno negativo. Abbiamo avuto solo per 3 anni un dato positivo della bilancia commerciale, quest'anno negativo, meno 177 milioni di euro, però se vedete si è dimezzato rispetto al saldo negativo dello scorso anno. Perché? Perché le esportazioni sono aumentate in termini di valore, anche in questo caso, molto più delle importazioni, più 7% le esportazioni, più 3% le importazioni. Quindi il saldo è stato negativo, ma è stato più contenuto rispetto all'anno scorso, che era di meno 430 milioni di euro. Andamento climatico, come diceva prima poc'anzi il direttore, effettivamente c'è stata una situazione, anche quest'anno come ogni anno ci stiamo abituando, molto molto particolare. L'inverno poco piovoso, caratterizzato da siccità, le gelate tardive ad aprile, come nel 20, come nel 21, primavera con grandinate, e anche questo ha influito negativamente appunto soprattutto sulla frutticoltura e su alcune colture orticole, e un maggio invece con piogge abbondanti a tratti eccessive. Per quanto riguarda l'estate, nel 2023 le temperature sono state molto alte, però con frequenti precipitazioni, mentre nell'anno precedente è stata una delle estati più siccitose degli ultimi anni, il 2022. Quest'anno invece precipitazioni frequenti, a tratti abbondanti e molte grandinate. L'autunno si è caratterizzato, come per l'autunno del 2022, per essere un autunno anomalo per il troppo caldo. Questo ha influito negativamente, per esempio, su molte nostre orticole. Infatti, andando un po' nel dettaglio, si verifica appunto quello che ho appena detto. Da segnalare soprattutto per i cereali autunno-vernini, quest'anno che abbiamo avuto un inverno siccitoso, i cereali autunno-vernini hanno risentito molto di questo clima. Infatti le produzioni, nonostante gli investimenti siano stati molto ampi, molto più alti dell'anno precedente, ma hanno avuto delle grosse difficoltà in termini di resa, cioè le rese sono proprio calate tantissimo, proprio per lo stress idrico. Prezzi.
Come vedete abbiamo una sfilza di rossi nel 2020, d'altronde il 2021 sarà caratterizzato per un aumento dei prezzi dovuto anche all'incremento dell'inflazione eccetera, quindi avevamo avuto questo incremento consistente che aveva portato sia un aumento dei costi di produzione ma anche un aumento degli introiti da parte delle imprese agricole. Quest'anno c'era l'inflazione ma abbiamo avuto anche una diminuzione dei prezzi alla produzione, quindi spesso con un calo di redditività molto importante per le imprese agricole. Infatti segniamo un meno 26 per il mais, che è una delle colture principe per la regione Veneto e anche il primo fattore di produzione per l'allevamento, meno 28,7% per il frumento tenero, meno 20% per la soia, quindi insomma dati molto negativi. Il radicchio ha segnato più 27%, però abbiamo avuto dei cali di rese, una scarsità di produzione abbastanza elevata. In aumento il latte lo segniamo visto che siamo una regione importante per quanto riguarda la produzione di formaggi. Vite e vino, passiamo adesso ai singoli comparti. Vite e vino, uva 13,7 milioni di quintali, siamo comunque a un calo produttivo meno 9% e anche la produzione di vino in milioni di ettolitri, 10,6 milioni di ettolitri, meno 10% la produzione. La superficie vitata in produzione è in calo del meno 1,7%. Prezzi delle uve in calo anche in questo caso e anche l'export per il primo anno ha segnato un trend in diminuzione, meno 1,9%. Al terzo trimestre eravamo a 2,02 miliardi di euro, quindi in calo rispetto all'anno precedente. Rappresentiamo comunque il 36% delle esportazioni vitivinicole nazionali come regione. Lattiero caseario, le consegne, la produzione di latte è rimasta stabile a 1,2 milioni di tonnellate, quindi stabile negli ultimi 2-3 anni, diciamo non ci sono tante variazioni di produzione. Gli allevamenti sono circa 2.600 in calo del 4,5%, stabile in leggero aumento la produzione dei principali formaggi, grana padano, Allevo, Montasio, Piave, leggero calo appunto per il Pressato e il Valpolicella e consumi abbastanza stabili nel settore, ma a parte il latte fresco che ha registrato un calo del quasi 4% in termini di consumi, cosa che non accadeva da un po' d'anni. Per quanto riguarda la carne bovina, in questo caso abbiamo un po' di note dolenti perché abbiamo avuto una diminuzione della produzione delle macellazioni che va dall'8 al 10%. I ristalli sono pure diminuiti del meno 2,6%. I prezzi degli animali da macello, visto che c'è stato questo calo di produzione, logicamente sono aumentati 5,7% al 9,5%. I prezzi degli animali da ristallo sono aumentati molto di più e noi in questo senso abbiamo molti ristalli, quindi il prezzo è aumentato notevolmente per i nostri produttori del 10,3%. Il numero di allevamenti con ingrasso è di circa 1.100, con il 90% della produzione che è realizzata da 350 allevamenti che ha una capienza superiore ai 50 capi. Questa è la situazione del Veneto. Per quanto riguarda i cereali e le colture industriali, vediamo appunto un aumento delle superfici coltivate ai cereali autunno-vernini, ma un'annata negativa, come dicevo prima, in termini di rese. Le vedete in rosso, quindi meno 7,2% per il tenero, meno 12% per il frumento duro. Superfici in aumento per il girasole, la colza, però alla fine vediamo con aumento consistente delle rese, ma un calo, come dicevo prima, per i prezzi. Il fatturato non sempre è corrisposto all'aumento di produzione. Per quanto riguarda le frutticole, come dicevo, numeri rossi, in calo gli investimenti, in calo le superfici di produzione, in calo la produzione e in calo le rese. Segnalo pere meno 81%, pesche meno 41,4%, kiwi meno 37,5%. Problemi meteo, gelate primaverili da un po' di anni ormai a sta parte, comunque si tratta di un comparto con problematiche strutturali.
Per quanto riguarda le orticole, vediamo le rese in calo un po' per tutti, eccetto che per la partata, i prezzi diciamo tutto sommato positivi, proprio per questo calo di produzione che vedete ha visto partecipi un po' tutte le colture, radicchio in primis. Radicchio è una insomma delle nostre golden cultura. Una cultura gold. Per quanto riguarda la pesca e l'acquacoltura, flotta marittima abbastanza stabile, imprese ittiche in calo, dovute soprattutto alle imprese diciamo del settore acquacultura, perché al settore della pesca, scusate, il settore dell'acquacultura tiene molto di più in termini di imprese. Per quanto riguarda la produzione locale abbiamo un calo del meno 5,9% sul 2022, mentre il valore della produzione locale appunto abbiamo un più 10% in termini di valore. Con questo in sintesi ho concluso. Insomma, i dati sono un po' sempre diciamo sterili, ma vista la situazione, l'inquadramento che è stato dato all'inizio, si riesce a capire insomma com'è, qual è il dato com'è in fondo la situazione agricola. Siamo a disposizione per eventuali domande. E nel frattempo darei la parola all'ingegner Marco Andreoli, che è presidente della terza commissione, della Commissione Agricoltura del Consiglio regionale del Veneto. Grazie. Grazie e complimenti per la presentazione, anche per questo documento che è molto, molto interessante e facile anche da consultare, con questi riassunti per prodotto, con le faccine. Diciamo che niente di nuovo, ecco, soprattutto è drammatica la situazione della frutta, ci sono veramente alcuni prodotti che hanno tutto rosso, tutte le frecce in giù, addirittura la pesca non ha avuto nemmeno il beneficio dell'aumento del prezzo che hanno avuto le altre, perché è calato il prodotto, ecco, quindi lì è calato pure il prezzo, quindi è una cosa incredibile e ci si domanda perché. Senza diciamo stare qui ad elencarli tutti quali sono i problemi dell'agricoltura, di sicuro è una fase storica, delicata. Avete visto le proteste in tutta Italia, in tutta Europa che ci sono in questi giorni, in vista insomma anche delle elezioni europee che ci saranno a giugno. È un momento in cui l'agricoltura sta facendo sentire il proprio disagio. Io peraltro sono uno che non riesco a comprendere come tante volte anche la grande distribuzione locale dei nostri territori non credano nei prodotti locali. Qualcuno lo fa, qualcun altro no, non faccio nomi perché è antipatico, però sta a guardare veramente i 10 centesimi, no? E andiamo a prendere la frutta in Polonia piuttosto che dai nostri conterranei, e questo è un autogol incredibile. Non riesco veramente a comprenderlo, come ci facciamo del male da soli. Poi questi rincari diciamo senza un limite, senza che sia parametrato a ciò che rimane in tasca al produttore. Per me bisogna arrivare a mettere un meccanismo per cui, se il prodotto finale al consumatore è arrivato a certe cifre, perché c'è stato un rincaro del 100, 200, 500, 1000%, è giusto e doveroso riconoscere che anche il produttore riceva in tasca qualcosina in più, un valore percentuale. Quindi sale il prezzo alla fine della filiera, deve salire contestualmente di qualcosina anche il prezzo a chi quel prodotto l'ha generato. Quindi, e poi la famosa concorrenza sleale, a mio avviso incomprensibile, del perché i nostri produttori, come è giusto che sia, debbano seguire tutta una serie di regole di natura fitosanitaria e ambientale, però poi il consumatore non è tutelato del tutto, perché va al discount, va nel punto vendita, si trova prodotti che arrivano da altri continenti che non hanno seguito diciamo le stesse regole, gli stessi divieti, le stesse prerogative, e sono prodotti magari più economici, eccetera, ma non sono altrettanto sicuri. Quindi anche questa è una concorrenza sleale, perché se è vietato produrli in certe maniere, dovrebbe essere anche vietato commercializzarli. Cioè l'Europa dovrebbe non essere così incoerente tra l'una e l'altra cosa. E quindi abbiamo visto che ci
si può dire su qualunque coltura quasi, tranne forse girasole, poche altre, meno ettari, quindi in generale comunque l'etteraggio dedicato all'agricoltura attiva sta diminuendo, lo sappiamo, un brutto segno anche questo. I motivi sono tanti, di sicuro si continua a cementificare molto, un po' in pianura padana in particolare. Bisogna forse lavorare sulle rese, sicuramente le rese possono aumentare, la tecnologia può aiutare e la stessa tecnologia può essere un metodo per avvicinare anche i giovani a questo mondo. Qua in fiera se ne vedono di tutti i colori di cosa vuol dire l'innovazione tecnologica, che c'è in ogni settore, ma anche in agricoltura da tempo è arrivata e arriverà. Se non riusciamo a coinvolgere i giovani il più possibile a mettersi in gioco in questo mondo, ce ne sono tanti che lo fanno, ma forse non abbastanza quanti ce ne vorrebbero, faremo fatica a tenere in questa fase dove stiamo giocando in difesa, ecco, di sicuro non siamo ancora nella fase del contrattacco. La provincia di Verona, dalla quale provengo io, è il manifesto dell'agricoltura in Veneto e in Italia per la sua poliedricità, per la sua varietà incredibile di produzioni, e c'è la sensazione che molte di queste siano appese a un filo, come l'apicoltura da cui provengo, perché c'è il congresso nazionale alla Zise, prima volta che viene fatto in Veneto peraltro nella storia, e anche la zootecnia di montagna, quindi tutti quei territori disagiati dove quando c'è il contributo per l'agricoltore ma arriva in ritardo il pagamento come quest'anno, e sono tutti lì che aspettano di chiudere le stalle da un momento all'altro perché non ce la fanno più. L'apicoltura non ha la misura a sostegno del lavoro vero e proprio, ma anche loro subiscono i cambiamenti climatici, l'inquinamento, la concorrenza sleale. Ho visto i dati stamattina impressionanti, hanno fatto dei controlli sul miele che gira in Europa, il 44% non è miele, cioè è alterato con sciroppi e altre robe strane. Molto arriva dalla Cina, €1 e qualcosa al chilo, cioè prezzi che distruggono completamente non solo il loro mondo e il loro reddito, ma distruggono anche gli ecosistemi che ci vanno dietro, perché la zootecnia di montagna, i pascoli meravigliosi della Lessina, dell'Altopiano di Asiago, eccetera, sono un servizio ecosistemico che quegli allevatori fanno per tutti quanti noi. Anche gli apicoltori fanno un servizio ecosistemico per tutti gli altri dell'agricoltura, e quindi trovo giusto che loro, a differenza magari di altri, io vengo dal mondo del vino, dalla Valpolicella, ecco, lo dico magari anche contro i miei interessi, crea un grande indotto economico e ben venga, però non fa un servizio ecosistemico per il territorio. Ecco, dobbiamo ricordarci di chi invece fa del bene anche alla natura, fa del bene anche agli altri che fanno agricoltura, e vanno sostenuti, perché sono veramente tanti a un passo dal chiudere le aziende, e sarebbe veramente una sconfitta clamorosa. Noi l'H18, la misura per l'apicoltura, non l'abbiamo applicata, a differenza di altre regioni che comunque fanno fatica a pagarla. Vedremo se dal 2027 la potremo introdurre nel nostro CSR. Ecco, i problemi sono tanti, siamo qui per ascoltarli, per conoscerli e ringraziare Veneto Agricoltura, il direttore, tutte le punte di diamante CSQA, Intermizzò, le abbiamo visitate anche come commissione, c'è da andarne orgogliosi. Ovviamente la bacchetta magica per i miracoli non ce l'ha neanche il direttore dell'acqua, sebbene ecco, lui sia un commissario a vita di qualunque cosa in Italia. Se ci avesse la ricetta per risolvere tutto in un colpo solo l'avrebbe già fatto, ma ecco, siamo qui per fare squadra e trovare qualche soluzione se c'è.